Onorevole Paci, cosa ci aspetta da questa riunione oggi qui con la Protezione Civile nella vigilia di Ferragosto? Siamo qua, tutte le istituzioni, il 14 agosto vuol dire che il problema c'è ed è un problema serio. Ringraziamo il prefetto perché ha avuto la sensibilità in questa giornata prefestiva con 50 gradi di mettere tutti attorno a un tavolo. Quali soluzioni vedremo? La situazione è drammatica e in alcune realtà comincia a essere disperata. L'acqua manca nelle case, manca nelle attività, manca nelle campagne. Nel territorio di mia provenienza siamo oltre la disperazione. Il problema non saranno le colture, che ormai ci siamo rassegnati ad abbandonare le colture, quindi c'è una perdita di 800 milioni di euro, ma il problema sarà salvare gli impianti, salvare gli alberi. Se non riusciamo a salvare gli alberi, il problema non sarà soltanto per quest'anno, ma un problema che ci trascineremo per i prossimi 10-15 anni. Quindi mi auguro che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, sapendo che la coperta è corta e quindi la possiamo tirare da un lato e scopriamo dall'altro lato, ma comunque non possiamo abbandonare al loro destino migliaia di agricoltori che hanno investito per decine di anni per riuscire a ottenere quello che oggi avevano ottenuto. Quindi, ripeto, ringrazio il prefetto, ma mi auguro che questa riunione possa essere una riunione proficua, anche perché o riusciamo a far irrigare nell'arco di 24, non più tardi di 48 ore, oppure tutto quello che verrà dopo sarà vano e non servirà più a niente e soprattutto non servirà a nessuno.